Ecco a voi il nostro pane fantasia, realizzato con i nostri prodotti che trovate sul nostro sito sicanisolidaleshop.com. Oggi vi presento i miei vari collaboratori che sono la mia dolce mamma e la mia dolce Irene giornalista. Salve, Irene Catarella giornalista Food & Beverage e la nostra Robertina. Irene, cosa ci vuole per la tua ricetta? Per fare questa ricetta ci vogliono i seguenti ingredienti: Pane fresco, ottimo pane fresco, pomodori freschi, succo di limone, pepe, sale, prezzemolo e poi i nostri prodotti: l'olio d'oliva a spermitura a freddo che trovate sul nostro sito sicanisolidaleshop.com, dove potete trovare anche la caciotta fresca, il formaggio fresco e il nostro origano. Iniziamo a tagliare la caciotta, ma Robby, loro non lo sanno su che cosa tu stai tagliando la caciotta. Sui nostri prodotti in legno, sì, perché creati da noi. Esatto, sul sito sicanisolidaleshop.com non solo trovate i nostri prodotti freschi e genuini, ma potete trovare anche dei bellissimi oggetti realizzati dai ragazzi dell'Arca, come questi in legno e altri oggetti in ceramica. La caciotta si può tagliare o più sottile, lo vedete, o se vi piace anche più spessa, scegliete voi. È meglio tagliarla a metà, vero maestra Marisa? Sono già grandi le fette. Esatto, perché nelle fessure del pane c'entra meglio, perché c'è questa sorpresa delle fessure. E poi ricordatevi che noi lo stiamo facendo con caciotta e pomodori, però se volete potete aggiungere qualche salume, quello che volete. È bellissimo, come potete vedere, il pomodoro fresco che dà quel colore di rosso con la nostra caciotta che invece è chiara. E sapete, già la caciotta è fresca e il pomodoro è fresco e al palato risulta veramente gradevolissimo. Provare per credere. Allora Robby, tagliamo il limone, perché vi ricordo che serve il succo di limone. Il metodo per spremere il limone è quello di usare una forchetta che ve lo fa spremere fino in fondo. Ricordatevi però di togliere i semi. E adesso siamo pronti a fare gli alchimisti. E voi siete pronti? Questa è la nostra ampolla per fare il nostro salmoriglio, per condire il nostro pane. Ci mettiamo Un po' di succo di limone, quello che abbiamo spremuto poco fa. Poi l'olio, d'oliva, mi raccomando, sì, quello che trovate C'è sul molto freddo. poi Esatto. ci mettiamo sale, metti il pepe. Siamo pronti per il tocco di verde? Prezzemolo, che va sempre dappertutto, no? Tant'è che c'è l'espressione essere come il prezzemolo, essere dappertutto. La parte più bella della nostra alchimia. Guardate che dovete fare! Shakerate, shakerate! Non Guardate! riesco. Ed era pronto! Dai, forza Robby, anche tu! Pure io ci voglio provare, dai, Robby! provateci tutti. Pure io! Guardate, vediamo se shakerò bene. Aprilo, che dobbiamo sentire il profumo. Profumo di genuinità. Vedete la consistenza? Deve venire così, di questo colore. Dobbiamo tagliare il pane, è un compito molto delicato. E come si fa, maestra Maria? Per Come non si fa? tagliarlo tutto, prendiamo due bastoncini, la mettiamo ai lati e tagliamo. Quando arriva il bastoncino, non taglia più, ti resta intero di sotto. Vai Robby, prova tu, dai. Guardate, usate questo coltello seghettato perché è ottimo per tagliare il pane. Va bene questa grandezza? Certo! Più strette fai le fette, più condimento ci va. Allora lo faccio più stretto, che io adoro il condimento. Guardate che bello, che cosa sembra? Una fisarmonica. Esatto, oppure un bruco, un mille piedi, un mille fette diremo. E adesso vi chiederete di questo pane che cosa ne facciamo? Ce lo spiega la maestra Marisa. Il nostro salmoriglio. Ne mettiamo qualche goccia in ogni spazio. Mi raccomando, abbondate, che più ne mettete più gustoso. Adesso mettiamo il pomodoro e mettiamo la caciotta. Vai Robby, fai tu. Vuoi un consiglio per venire meglio? Prendiamo un bicchiere, lo mettiamo qua e le fette si allargano da sole. Ma questo è un consiglio furbissimo. Robby, ma che ci stai mettendo un po' di olio? Un po' di salmomiglio. Ok. Pomodoro. Pomodoro. Il nostro famosissimo formaggio. E ricordatevi che se lo volete ancora più di carattere potete aggiungere anche dei filetti di acciuga che sono buonissimi. O a pranzo, o a cena, o anche per merenda. Esatto, e anche come street food, o meglio come cibo da strada. È sempre buono. Della serie non si butta niente. Il salmoriglio che vi è rimasto lo mettiamo in una ciotolina perché servirà a decorare, a spennellare e a rendere più croccante il nostro pane che andrà in forno. Così, prendendo anche il prezzemolo e facciamo il panino tricolore. È un panino fantasia tricolore, come la nostra bandiera italiana, bianco, rosso e verde. Guardate che bella. Tocco finale, guardate qua.
Origano di Sicilia autentico, pianta dedicata nella mitologia al dio Marte, quindi una pianta che dà forza, energia. Se volete forza e energia fate così. Il nostro origano chilometro zero, lo trovate sempre sul sito sicanisolidaleshop.com. E ora trasportiamo questo bruchetto farcito, questo pane fantasia tricolore, bianco, rosso e verde. Bandiera italiana! Esatto, un panino a bandiera italiana, non l'avete visto mai? Guardate questo, che già è buonissimo a vederlo. E adesso lo mettiamo in forno, già riscaldato a 180 gradi per 5-6 minuti circa. Vai Robby! E mi raccomando, gli ultimi 2 minuti aggiungete il grill. Ed ecco a voi. Il nostro pane fantasia, guardate! Che famoso! Che meraviglia, che profumo! Che esplosione di bontà! E che profumo! Ora lo vogliamo assaggiare! Tutto! Ce lo dobbiamo mangiare tutto, provatelo pure voi! E adesso è il momento più bello, l'assaggio! Il momento cruciale! Guardate! Che bontà! È buonissimo! Assaggiatelo ragazzi! Provate la nostra variante! E vi ricordo che è ideale per tutto! Street food, per mangiarlo come cibo di strada, così Merende, esatto! pianti e cene! Esatto! Pure al mare va bene. È vero, anche il gambaglia. Portiamocelo al mare. Anche per un piccolino. Andiamo a mare! Trovate i nostri prodotti sul sito sicanisolidaleshop.com. Seguite sui nostri social. Lasciate un like, un commento e condividete. E spolliciate! Provate la nostra Versione! esatto, con pomodoro e caciotta, però scriveteci le vostre varianti dove? Sotto nei commenti! Fateci sapere se vi piace. Ciao!